Sta facendo un tour, ogni sera un sold out che si chiama Casa Mia, ma è riuscita a trovare tempo per venire qua al concerto della Misericordia. Un grande applauso per Simona Molinari. Intanto vi presento questi musicisti: Marco Russo al pianoforte e Giampiero Piccolo al clarinetto. Prego Marco. Ringrazio tanto a tutti per questa sera qui. Vorrei cantare una canzone questa sera che è una specie di preghiera, una canzone che considero stupenda, scritta da un grande maestro, il maestro Ennio Morricone. Si chiama Rose Among Thorns.
Meravigliosa. Straordinaria, straordinaria. Vieni, non scappare, scappi, non hai voglia di cambiare con noi due, prego, avvicinati così al microfono. Ho paura di testare anche il tuo bellissimo abito. Allora, li hai presentato tu, i maestri che ti hanno accompagnato, sì. Marco Russo e Giampiero Lo Piccolo, grazie per essere qui con noi. Simona, Casa Mia, questo tuo nuovo lavoro, un ritorno a un po' quelle che erano le tue origini? Sì, la rielaborazione jazz. Sì, la mia formazione jazz, sono ritornata un po' lì dove tutto è partito, la mia passione è partita dal jazz, poi è diventato musica elettronica, mischiata con il pop, un po' tutto insieme, però è così. Come ha detto prima Giulia, i tuoi concerti sono sold out. Sì, sta andando molto bene, vengo proprio adesso da concerti milanesi, sono andati... è stato bellissimo. Bene, facciamo allora anche con Simona Molinari l'appello affinché tutti noi possiamo renderci partecipi, soprattutto nel donare alla ricerca. Sì, esatto, penso sia veramente importante. Poi io sono diventata mamma da poco, quindi mi sento molto vicina. Che bello! Complimenti, doppio applauso a Simona Molinari. Grazie Simona. Grazie ancora Simona e grazie per essere stata qui con noi a sostenere l'associazione ATE. Grazie. Questo lo lasciamo qui, grazie Simona. E allora